oggi il giorno della difesa. L'avvocato Giovanni Caruso ha tentato di smontare l'accusa delle 3 aggravanti che comportano l'ergastolo, premeditazione, crudeltà e atti persecutori. Giulia voleva lasciarlo, ma non aveva paura di lui. Fra una settimana l'attesa sentenza, le parole di Stefano Tigani, legale di Gino Cecchettin, massima stima nella corte, ci attendiamo una decisione giusta. Omicidio nella notte a Marghera, regolamento di conti tra bande di scatolettisti albanesi e macedoni, 40enne ucciso, ferito il fratello, 2 persone fermate, Gianfranco Bettin, situazione fuori controllo. Continua la caccia all'uomo dei carabinieri per rintracciare il 4º ladro in fuga dopo lo schianto nella rotatoria di San Biagio ieri sera, allertati anche gli ospedali, potrebbe essere ferito. Venerdì lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL ha messo il corteo per le vie della città contro una manovra che secondo i sindacati condanna all'austerità lavoratori e pensionati. Presentato a Verona il percorso della Fiamma Olimpica per Milano Cortina 2026, 10.000 tedofoni per 60 città di tappa in tutta Italia. In Veneto saranno toccati quasi tutti i capoluoghi, non ci saranno Treviso e Rovigo. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Ora veniamo alla notizia d'apertura del processo a Filippo Turetta. Oggi è stata la giornata in aula della difesa. L'avvocato Caruso ha tentato di smontare l'accusa delle 3 aggravanti, premeditazione, crudeltà e atti persecutori che comportano l'ergastolo, chieste inoltre le attenuanti generiche. L'ergastolo è ormai da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante. All'indomani della requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Venezia del PM Petroni e delle parti civili è arrivato il momento della difesa. Nella 4ª udienza del processo a Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Se il PM ha chiesto l'ergastolo per il 22enne di Torreglia, l'avvocato Caruso nel definirlo inumano si è concentrato sulle 3 aggravanti che comportano alla pena richiesta dall'accusa, in primis la premeditazione. Non era un qualcosa a cui pensavo a una data certa, a un momento preciso. Lo avevo pensato per un futuro momento, in cui mi sarei sentito di farlo, in cui avessi ancora mantenuto l'intenzione. In quel momento, nella mia testa, non era qualcosa di definitivo. Questa non è premeditazione. Così come per la difesa non sussiste crudeltà. La crudeltà richiede una integrazione in termini di disvalore soggettivo circa le modalità volte a sfregiare, a incrudelire appositamente, soggettivamente e dolosamente sulla vittima, che a nostro modo di vedere, pur sempre opinabile, non sussistono. Né gli atti persecutori, evidenzia ancora Caruso, perché se Giulia dice avesse avuto paura non gli avrebbe mai chiesto di accompagnarla alla nave De Vero quella sera, riportando anche le testimonianze di alcuni amici secondo i quali lei non stava male con lui. La difesa si è poi rivolta ai giudici appellandosi al principio di legalità. Il principio di legalità, perché voi, vedete, non dovrete emettere una sentenza giusta. Voi dovrete pronunciare una sentenza secondo legalità. La civiltà del diritto vi impone di giudicare Filippo Turetta con una mano legata dietro la schiena. La mano legata dietro la schiena che non corrisponde ovviamente alla legge del taglione. Al secondo legale l'avvocato Cornaviera ha il compito di richiedere le attenuanti generiche. Alcune considerazioni sono state fatte per quanto attiene la situazione di tempesta emotiva in cui abbiamo motivo si fosse trovato Filippo Turetta nel momento in cui ha tenuto quella scellerata condotta omicidiaria. Non abbiamo mai ritenuto che Filippo Turetta abbia mentito, perché questo lo posso dire con la serenità di chi ha svolto il suo compito, ha portato la sua goccia d'acqua per sopire l'incendio. A Filippo Turetta interessa ed è interessato avere un comportamento processuale corretto e accetterà, e non interessa se avrà l'ergastolo oppure 30 anni. Presente in aula l'imputato con la felpa a bordeaux, il capo sempre chino, lo sguardo perso nel vuoto. Assenti invece Gino Cecchettin, la nonna, gli zii, che saranno presenti il 3 dicembre quando la Corte emetterà il suo verdetto.
Ci aspettiamo una sentenza giusta, abbiamo massima stima nella Corte. Così ha commentato il legale di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, al termine dell'udienza di oggi. Io non credo che sia corretto da parte mia commentare la ringa difensiva dei colleghi che comunque con cui c'è stima reciproca. Loro hanno fatto giustamente il loro lavoro, non hanno commentato il nostro di lavoro e credo che sia corretto fare altrettanto, quindi non entro in quello che loro hanno richiesto. Attendiamo la decisione della Corte, a tutti gli strumenti per capire quale sarà la pena giusta da applicare, che secondo il Pubblico Ministero ha già espresso e che noi condividiamo. Ci aspettiamo quello che abbiamo sempre detto, una sentenza giusta, che tenga in considerazione tutto quello che è emerso nel corso del processo, che evidentemente da una parte è vista in un modo, dall'altra parte è vista in un altro, ma c'è una Corte che decide e alla quale noi ci affidiamo con la massima stima di sempre. Omicidio nella notte a Marghera, un regolamento di conti tra bande di scatolettisti albanesi e macedoni. Qui in via Rizzardi al civico 52 per terra, dove è avvenuto l'assassinio, ancora visibili le tracce del dramma, la coperta termica usata dai sanitari per cercare di rinvenire la vittima e ancora tantissime le macchie di sangue, quello perso dall'albanese e poi deceduto. Ferito in modo grave, sebbene non in pericolo di vita, anche il fratello del deceduto, poco più giovane e ora ricoverato all'Angelo di Mestre. L'accoltellamento a Marghera dopo le 21:30, come racconta l'alimentarista di nazionalità bengalese, la cui attività era ancora aperta a quell'ora. Militari ha detto via, via, tutti. Dopo loro hanno detto via, io ho visto più alto. Dopo io andato fuori, ho visto caduto una persona di albanese, non lo so dove sei loro. Dopo io e così l'ho visto. L'aggressione mortale scaturita dopo una violenta lite per un regolamento di conti tra 8 persone, 4 di nazionalità albanese e altrettante di origine macedone, i cosiddetti scatolettisti, cioè truffatori che di norma agiscono a Venezia raggirando i turisti. Guardate qua, 1, 2, 3, find the ball, 1, 2, 3, Ricca, Lunedì sera, dopo l'omicidio e all'arrivo della polizia, il fuggi generale con l'inseguimento e il fermo dei macedoni, ovvero i responsabili della doppia aggressione di cui quella mortale, ora accusati di omicidio, tentato omicidio e partecipazione alla rissa. Zona difficile questa per via del noto spaccio e degrado e in mano alla criminalità. Così residenti e cittadini. Non è la zona più sicura dove uscire con i bambini, insomma. Perché? Perché ci sono, a parte spacciatori, ci sono persone pericolose, cioè, come appunto c'è stato un assassino, ci sono persone che ti possono accoltellare oppure rubare, come a me personalmente che mi è stato rubato il telefono. È veramente diventato molto pericolosa, di quello stavo parlando, che non sappiamo perché, vendita di droga, rapina, tutto quello, e non c'è nessuna sicurezza e la polizia non può fare niente, che è lo peggio di tutto. E sottopasso? Lo faccio poche volte, quello è un po' più pericoloso in effetti, sì, soprattutto a certe ore. L'ennesimo fatto di sangue e di malavita, l'ennesima conferma che la situazione in certe zone della città è ormai da anni fuori controllo. Non è questo l'accoltellamento mortale dell'altra sera a Marghera, lo dice Gianfranco Bettin, consigliere comunale lista verde progressista. Per il sociologo la verità è che si sono persi quasi 10 anni inseguendo un modello di sicurezza che ha fallito. Ci spostiamo nel Trevigiano con la cronaca perché continua la caccia all'uomo da parte dei carabinieri per rintracciare il quarto ladro in fuga dopo lo schianto di ieri sera nella rotatoria di San Biagio di Callalta, a conclusione di un inseguimento con le forze dell'ordine. Potrebbe essere rimasto ferito nello schianto e per questo i carabinieri hanno allertato gli ospedali dei territori limitrofi per riuscire a individuare il quarto uomo che è riuscito a scappare dopo il terribile incidente lungo la rotonda di Olmi a San Biagio di Callalta. Tutto inizia nel tardo pomeriggio quando il sistema Targa System lancia l'allert. Un allarme che è partito di questa targa rubata e che quindi ha coinvolto tutto l'Interland trevigiano a
appunto alla caccia di quest'auto rubata. Inizia così un inseguimento tra l'auto dei ladri in fuga a folle velocità e i carabinieri. Giunti a Olmi, i 4 malviventi imboccano contromano la rotatoria. Sono le 19:30, il traffico è intenso, una vettura riesce ad evitare l'impatto. La Volkswagen che la segue invece non può fare altrettanto. Lo scontro è violentissimo. Le 2 auto finiscono ai lati della carreggiata, semidistrutte. La 27enne di Casier, a bordo del mezzo finito fuori strada, riporta qualche ferita e viene trasportata al Cafoncello. I 4 malviventi riescono ad uscire dalla Mercedes e a darsi alla fuga. Uno viene bloccato subito, altri 2 poco dopo nei campi. Un quarto invece fa perdere le proprie tracce. Le indagini dei carabinieri continuano per rintracciare il fuggitivo che potrebbe aver riportato delle lesioni nell'incidente, come è successo ad un complice, e così sono stati allertati i nosocomi vicini. Nell'auto dei 4 i carabinieri hanno trovato arnesi da scasso, nei borselli contanti e gioielli, probabilmente bottino di furti messi a segno qualche ora prima a Ceggia nel Veneziano. Una tragedia sfiorata, 2 automobilisti vivi per miracolo e un senso di insicurezza che cresce tra i cittadini. Dalle istituzioni un appello. Quello che noi chiediamo sia come istituzioni ma anche come cittadini è che le pene siano certe, siano severe, in modo tale comunque da dare perlomeno delle garanzie ai cittadini che si trovano davvero a vivere dei momenti di paura e inquietudine. Ennesima rapina nel quartiere Portello di Padova, è accaduto nella notte. La polizia ha arrestato un 39enne tunisino. Ha minacciato un passante brandendo un palo della segnaletica, l'ha picchiato e derubato del cellulare. Un 39enne tunisino è stato arrestato nella notte dalla polizia dopo aver compiuto una violenta rapina in via Belzoni nel quartiere Portello. La vittima è un 22enne padovano che ha dato l'allarme intorno alle 2 di notte. Il ragazzo ha raccontato ai poliziotti di aver visto lo straniero in forte stato di agitazione rovesciare i cassonetti dell'immondizia. Poi, credono di essere stato ripreso dal giovane, l'ha minacciato mostrando la lama di una grossa forbice, poi sollevando un palo della segnaletica. Il tunisino ha colpito con pugni all'addome il 22enne ed è scappato con il cellulare. La polizia, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, ha rintracciato e fermato in via Altinate il tunisino che ha cercato di picchiare gli agenti, ma è stato arrestato e portato in carcere. Siamo alla politica con le tensioni interne alla Lega. Il 70% dei telespettatori che hanno telefonato per il sondaggio di ieri a Ring è convinto che Zajanni e Salviniani si divideranno. Il coordinatore organizzativo del Carroccio in Veneto, Giuseppe Paolin, getta acqua sul fuoco, ma lancia un messaggio chiaro al governatore, sempre più distante dal segretario federale. Se lui voleva ritarare avrebbe avuto la possibilità, e io sono stato uno dei promotori, anzi l'unico promotore che è uscito pubblicamente a chiedere che Zaia si candidasse alle europee, a fare il testimonial come ha fatto la Meloni, come ha fatto Tajani per Forza Italia, come ha fatto la Meloni per Fratelli d'Italia. Faceva il testimonial della Lega e probabilmente oggi magari ci saremo seduti al tavolo della trattativa con una percentuale diversa. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, sembra dire Giuseppe Paolin. Nel mirino c'è lo Zaia che da tempo, ultima volta soltanto qualche giorno fa ospite di Fabio Fazio, allarga il solco con Matteo Salvini parlando di una Lega che deve ritarare le sue scelte troppo virate a destra. Ma soprattutto lo Zaia che dopo il Consiglio federale di fuoco ha arruolato i suoi colonnelli nella battaglia per tenere fermo il punto del Veneto a matrice leghista e non darla vinta ai fratelli coltelli d'Italia. Avrebbe dovuto pensarci prima, tuona Paolin, candidandosi alle europee e trainando le cifre del Carroccio. Cifre che invece Salvini ha rigettato in faccia al governatore, come elemento chiave per dire che forse davvero stavolta il Veneto è perduto e non ci si può fare nulla. E allora che accadrà? Davvero gli zaiani faranno lo strappo, come pensa il 70% dei telespettatori che a Ring hanno espresso il loro parere? Il coordinatore organizzativo della Lega in Veneto getta acqua sul fuoco, ma al tempo stesso bacchetta gli zaiani da Conte a Villanova che si sono espressi in questi giorni. Tutti quelli che hanno dichiarato, tutti quelli che hanno detto la linea del Piave, cioè, Villanova. Sì, ma non solo Villanova, sono tutte, le dichiarazioni sono tutte più o meno sullo stesso tema. La presidenza del Veneto è sicuramente importante, la Lega è un partito storico, è radicato in Veneto e sicuramente farà la sua partita. Non ci sarà nessuna divisione, spiega Paolin, ma a volte è necessario essere realistici. Alberto Stefani farà la trattativa, la porterà avanti con Salvini, sicuramente il sindaco Conte dirà la sua, Zaia dirà la sua.
tutti marcato, cioè, ci sarà e si proverà a tenere la presidenza, che secondo me non è scandalosa, ma che però bisogna essere anche onesti. Se Fratelli d'Italia legittima magari la presidenza e si siede al tavolo e dice vorrei la presidenza, ha dei numeri che gli permette di qui torniamo andare. a quello che avrebbe detto Salvini a Zaia, cioè avete preso pochi voti, quindi... Allora, c'è da dire che noi abbiamo avuto diverse debacle. In provincia di Venezia aumentano le ore di cassa integrazione e le richieste di Naspi. Nella finanziaria non si parla di legge speciale per Venezia, di rilancio di Porto Marghera e di proroga della ZLS. Venerdì sarà sciopero generale con una manifestazione di CGIL e UIL per le vie di Mestre. Il 29 novembre CGIL e UIL di Venezia saranno in piazza per lo sciopero generale. Ci troveremo al piazzale della stazione alle 9, ci sarà un lungo corteo con tutti i lavoratori. Accanto ad uno sciopero generale che si protrarrà lungo l'intera giornata di venerdì contro la manovra del governo Meloni, che secondo CGIL e UIL condanna lavoratori e pensionati a 7 anni di austerità, la mattina Mestre ospiterà una manifestazione che si concluderà con interventi di lavoratori e lavoratrici del territorio sul palco di piazzale Donatori di Sangue. Questa mobilitazione è anche contro la violenza sulle donne, è una mobilitazione che mette al centro il lavoro, i salari, il fisco e lo mette anche in una chiave di genere. Per illustrare i motivi della mobilitazione, CGIL e UIL hanno organizzato oltre 400 assemblee. Lo sciopero è nazionale ma con implicazioni locali. Nella finanziaria non c'è traccia di fondi per la legge speciale, per la proroga della ZLS o per il rilancio di Porto Marghera. E nel veneziano, dal 2021 al 2023, le domande di Naspi, l'indennità mensile di disoccupazione, sono passate da 34 a 43 mila. Tra il primo semestre 2023 e il primo semestre 2024, le ore di cassa integrazione sono cresciute del 123%. Saremo tutti assieme per protestare contro i contenuti di questa legge finanziaria che non dà risposte, che non dà prospettive per il futuro. Bisogna lavorare sul cuneo fiscale, bisogna lavorare sulle pensioni e sulla tenuta dei salari. A proposito di salari, l'elaborazione di CGIL e UIL sui dati INPS 2023 in provincia di Venezia rivela che in tutte le tipologie di contratto le donne guadagnano nettamente meno degli uomini, complessivamente quasi 9.000 euro in meno l'anno, pari al 33% in meno dei colleghi. Che servono politiche diverse rivolte alle donne e politiche che determinano adeguate retribuzioni per tutti, la difesa del sistema sanitario e una riforma delle pensioni che anche qui guardi alle donne e al genere femminile che sono troppo spesso penalizzate. È stata presentata oggi a Verona il viaggio della fiamma olimpica, portata da 10.001 tedofori in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. 63 giorni di viaggio, 60 città di tappa, 12.000 chilometri da percorrere toccando le 110 province della penisola. Il viaggio della fiamma olimpica inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia con l'accensione del Sacro Fuoco, che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre, da dove 2 giorni dopo inizierà il suo tragitto. Il 20 gennaio farà tappa a Vicenza, il 21 a Padova, il 22 a Venezia, il 25 a Belluno, il 26, dopo 70 anni esatti dalla cerimonia d'apertura dei giochi, sarà a Cortina d'Ampezzo. Dall'elenco delle tappe venete però sono escluse Treviso e Rovigo. Ovviamente non si toccano tutti i capoluoghi e se non ce la facciamo. Considerate che il Veneto ha anche un fattore limitante che è ospitante, quindi a Venezia ci dobbiamo andare, a Cortina ci dobbiamo passare e poi sono altre località, quindi direi che nessuno è trascurato. Cresce dunque la febbre per le Olimpiadi, ma al momento tiepida appare la risposta degli imprenditori veneti sul fronte sponsor e partnership. Un dato di fatto che in questo momento il tessuto economico veneto ha disposto meno di quello lombardo o nazionale, per cui faremo ancora più sforzi per cercare di convincere. Tempo ce n'è ancora, sottolinea il presidente Zaia, che insieme al presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Malagò non nasconde la sua soddisfazione per la realizzazione, tra mille polemiche, della pista che oltre alle gare di bob ospiterà anche quelle di skeleton e slittino. È chiaro che nel momento esatto in cui tu realizzi una pista nuova è in automatico, diciamo, la situazione tra virgolette della bonifica viene fatta, e anche questo fa parte di quel ragionamento.
magari non tutti sono convinti che era giusto fare certi lavori e certi investimenti, ma se non ci fossero state le Olimpiadi, certe cose, questo è poco ma sicuro, non si sarebbero fatte. La fiamma olimpica e paralimpica sono pronte a partire. 10.000 unte d'ofori le porteranno in questa sorta di Giro d'Italia, tra loro pronti a correre anche Zaia e Malagò. Lo farò, nel senso che ho già chiesto di poterlo fare, ha dato la mia disponibilità e penso che lo faccia anche Giovanni Malagò, perché anche lui mi ha detto che è disponibile a farlo e magari io farò un tratto veneto. Visto che le altre Olimpiadi, che non aveva a che fare il comitato organizzatore, qualche metro me l'hanno fatto fare, volentieri. È davvero tutto per questa edizione, adesso la sigla e poi come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere con noi, buon proseguimento di serata.